è il problema di questo brano? Che usa il capotasto al sesto. Ora dovete scegliere se farlo al sesto, come faccio io, oppure lo portiamo tutti sul primo tasto per semplificarlo. Facciamo una cosa. Ve lo faccio vedere senza capotasto, anzi ve lo faccio vedere prima col capotasto e poi senza. Perché non è il capotasto e quindi deve passare un po' più avanti. Quindi è un Re maggiore col capotasto sul 6. Quindi come accordo siamo in La bemolle. Ok. Quindi fate un Re maggiore. Vedete? E col basso prendete Re e con la prima corda a vuoto, quindi non premete questo, ancora non lo premete, mettete questo qua, il primo e il secondo, ok? Fate così. Quarta e prima. Col capotasto, quindi quarta, sarebbe a vuoto, ma in realtà cos'è? Prima a vuoto, fate queste legature. È un Re, però prima non è un Re, ok? È un Re che poi... Quindi seconda, terza, quindi ci siamo? Stessa posizione ma al quindicesimo. Come fate a capire qual è il quindicesimo? Beh, il dodicesimo di solito è sempre su due, ha sempre due pallini, o qui di fronte o sopra. Quindi 12esimo, 13, 14, 15 e fate lo stesso accordo. Quindi 15esimo, lo suonate tutto, col quarto dito andate al 15, 17, 18esimo, 16 e lasciate. Il gioco è questo. Poi a volte lui lo prende tutto l'accordo, a volte prende solo la melodia, però c'è sempre sto basso, sto pedale, quindi fa tutti gli accordi con questo basso di La bemolle. Quindi riprendiamo. Quindi 18, solo il quarto dito, 16esimo, lasciate, rimane Re, quindi stesso ma due tasti sotto, quindi invece di 15 andiamo sul 13, quindi capite lo stesso gioco, dal 15 andiamo sul 13 e fate lo stesso gioco col mignolo, però invece di fare di 2, prima avevamo fatto 18, 16, ora fate 16, 15, quindi e poi di nuovo Re, fa come prima, la settima, ripetiamo lentamente. Ok, ora vediamo al primo tasto. Poi qua ci sono gli accordi, quelli che famo, li trovate in qualsiasi sito, però sono così. Sol, la, settima, Re. Fate sempre questo gioco. Sol, la, Re major 7. Quindi cos'è? Settima più. Quello di prima era così. Questo è così. E poi c'è un passaggio che fa da major 7 a settima. Sapete com'è la settima? Quindi ripetiamo. Sol, dimmi la settima, Sol, la,
settima, sol, na 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 na, si minore, la, sol, re basso fa diesis, potete fare re, mi minore, da capo, no, è na na. Minore, la, re basso diesis in questo caso, vabbè, re, na, na, na. Potete fare na, 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 minore, la fa diesis, si minore, sempre così, queste li trovate. Facciamolo al primo. Quindi l'arpeggio è sempre quello. Lo rispiego perché comunque fate un re maggiore, però suonate quarta e prima vuoto, ok? Un re nona. Appoggiate corretta, guardate, re quarta, quindi re quarta prima corda a vuoto, appoggiate e poi fate seconda terza con l'accordo di re. Sul nono fate un re, quarto dito o mignolo come volete chiamarlo, sul 12, 10, 11, quindi stesso accordo, però dovete scendere 2, qua fate 10, 9, 7. Ripetiamo. Avanti, sol, la, na, 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 re, sol, la, na, 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 re major 7, passaggio re settima, ok, fate questo passaggio cromatico, sol, na, na, si minore, la, sol, re basso fa diesis oppure re, mi minore, na, 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 na. Ritornello, mi minore, la settima, re normale, re basso do diesis, si minore, ma potete anche lasciare se ripetiamo, na na, na na. Si minore, si minore, ok, e così via. Gli accordi li trovate comunque, magari ve li scrivo sulla descrizione, vediamo.